Tra Natale e Capodanno, tra torroni e panettoni, e ancora e sempre tempo di futsal. A tutti gli amici, a tutti gli appassionati, a tutti coloro che amano alla follia questo sport, buonasera da Antonio Iozzo e benvenuti alla Dispoli. Questo è il Palasorbo, questa è Roma CDM, la sfida che apre il 13° turno della Serie A Quinto. Guga se ne va, giocata, Sarmiento in calcio d'angolo, la prima chance del match, occasione per la squadra di De Jesus. La testa di Ricci che poi prova a ripartire, rischia, aggredito, attenzione Fortino davanti a Politano, lo salta Fortino, Politano rimedia. Fischia il direttore di gara, Da Silva per Boaventura che sbatte sul palo, grande chance per la CDM a un passo dal vantaggio. Pallone in avanti, Boaventura, la chiusura, Boaventura rischia, perde il pallone, Fortino per la giocata e il gol della Roma che passa avanti con la firma di Michel. 1-0, si sblocca il match. Cambio di lato, Ugas, la porta, rischia sulla pressione di Michel. Baklanov, Butabuzzi, tocco di ritorno, Baklanov con la suola, Butabuzzi, murato da Sarmiento. Un palo per la CDM sugli sviluppi di un calcio di punizione. Boaventura ha colpito il legno, è stato lo stesso Boaventura a commettere l'errore da cui è nato il vantaggio giallorosso. Adesso Ugas, fermato da Avellino davanti a Politano, in mezzo per Biscossi che a porta vuota deve solo spingere in rete. Terzo gol in campionato per Matteo Biscossi, il raddoppio della Roma. 2-0 al 10° del primo tempo. Avellino, Fortino con il mancino, Riccardigno, Biscossi, Cutrupi, ancora per Biscossi che carica il destro, lo prova, Politano in due tempi, pronto a toccare il primo pallone della ripresa. Si attende solamente il fischio del direttore di gara che arriva in questo istante. Si ricomincia, Da Silva sulla destra, Cutrupi anche lui in scivolata, si prende il pallone in mezzo a tre, cerca la magia, Cutrupi va via in qualche modo, Cutrupi! Guga, Ugas, Fortino recupera, Fortino per Isgro, giocata, Fortino carica il mancino, piazza la sfera ma non trova la porta. Politano per Butabuzzi, Ugas, Baklanov, Ugas, pallone regalato a Isgro per Fortino, tutto facile per Robocop, sesto gol in campionato, 3-0 Roma. Boaventura con il destro, Boaventura, il pallone passa e poi Murilo con la porta vuota realizza il gol del -2. La rete dell'ex Murilo prova a dare un senso a questo finale di gara. In mezzo, pallone allontanato, Da Silva va via, Da Silva davanti a Sarmiento, pallone per Boaventura, clamoroso 1-2 della CDM che si porta sul -1, 2-3 a 8 e 19 dalla fine. C'è ancora una partita qui alla Dispoli, partita che ha cambiato completamente faccia nel giro di pochi secondi. 2 gol della CDM che adesso recupera con Ricci, poi Murilo fermato da Biscossi, Da Silva, Ricci davanti a Sarmiento, pallone in mezzo per Murilo, 3-3, Da Silva, Boaventura, Ricci, Da Silva, ancora Ricci, passa, salta Fortino, Ricci tutto da solo, Ricci, giocata, Ricci fino in fondo, Avellino in calcio d'angolo,
a fermare uno scatenato imprendibile, immarcabile Ricci. Murillo fermato, Avellino recupera, Isgrò, Avellino in mezzo, Politano respinge, Isgrò per Ricardigno, ancora Politano a salvare la CDM. Baklanov fermato da Avellino, ancora Baklanov con il fallo, ed è un fallo pesantissimo perché vuol dire tiro libero. Avellino con il destro, Avellino, è una sentenza, la Roma torna avanti 4-3 a 2:27 dal termine del match. Guga, Boaventura di prima, Baklanov, 30 secondi allo scadere, Murillo, Guga, fischi di paura del pubblico giallorosso, Guga, Boaventura, Da Silva, blocca Sarmiento che poi calcia con la porta vuota. Il pokerissimo della Roma, Sarmiento mette il punto esclamativo, 5-3 a 19 secondi dalla fine. Ha un po' di spazio Avellino, determinante, poi Fortino, di nuovo Avellino, ma soprattutto arriva la sirena, finisce qui con la Roma che batte 5-3 la CDM Futsal e sale dunque a quota 25 punti in classifica.